I ragazzi dell'Anfas di Chiavari attendono una nuova casetta. La struttura è quasi completata, ma serve l'adeguamento ad una nuova normativa regionale. È necessario l'aiuto di tutti per sostenere la spesa. Vasto incendio oggi a Villa Scorza di Sestri Levante, minacciate alcune case, la situazione è rientrata verso sera. Questa notte l'area sarà monitorata, rogo anche in una zona boschiva a Casarza Ligure tra Bargone e Cardini. La via di collegamento Rapallo-Fontanabuona è in condizioni di semi-inagibilità. Per gli abitanti di De Zerega non c'è sicurezza. Il sindaco di Coreglia Ligure dice che il rifacimento dell'asfalto potrebbe partire a settembre. Caldo in Liguria, in arrivo aria atlantica che porterà una prima rottura dell'estate. Sul fronte sanitario l'assistenza territoriale ha retto, diminuiti i ricoveri e i decessi rispetto al 2003. Occorre vivere una relazione autentica con Dio. All'udienza generale il Papa ha invitato a intessere con il Signore un rapporto senza ipocrisie, così l'annuncio della Chiesa sarà più credibile. La comunità di Santa Maria di Sturla a Carasco ha celebrato San Pellegrino. Il parroco ha ricordato l'insegnamento del santo, camminare nella vita avendo Gesù come centro. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio oggi. C'è grande attesa tra i ragazzi dell'Anfas di Chiavari per la realizzazione della nuova struttura che ospiterà i residenziali, ovvero coloro che non soltanto frequentano il centro diurno ma vivono in comunità con i loro amici. La nuova casetta nei locali del santuario di Sant'Antonio è quasi pronta, ma un intoppo normativo rende necessaria la riapertura del cantiere all'interno di 2 camere. Una spesa ulteriore che si somma già all'ingente importo sostenuto con l'aiuto di molti benefattori. Siamo andati a vedere la situazione. Per dimensioni non sarà più una casetta, ma lo resterà per l'intimità dei rapporti e delle relazioni personali che in essa si potranno ricreare. Per i ragazzi residenziali dell'Anfas di Chiavari, quella che si sta realizzando nei locali del santuario di Sant'Antonio sarà una dimora nuova e confortevole che sostituirà l'attuale sistemazione. Forse ci dispiacerà anche lasciarla, perché le cose che ti hanno permesso di crescere, ti ci affezioni. Però adesso, poverina, è diventata piccola e non più idonea ai bisogni dei ragazzi. E quindi è stata proprio una scelta assolutamente obbligata, quello che hanno fatto le famiglie, di impegnarsi in questa impresa che per noi davvero è faraonica, ecco. La struttura comprende 2 appartamenti del Dopo di Noi, uno destinato a 2 persone che già sperimentano la vita in maniera autonoma, l'altro per chi desidera provare a vivere da solo. C'è poi la vasta area residenziale con 8 camere da 2 letti, l'area mensa e ricreativa. A lavori quasi ultimati si è presentata una nuova necessità. A tutto quello che avevamo già in mezzo si è aggiunta una variante di una legge regionale per cui dobbiamo rifare 2 camere. E quindi già in un momento di difficoltà queste 2 camere aggiuntive ci creano molta tensione e molta preoccupazione. La nuova casetta per i ragazzi dell'Anfas rappresenta uno spazio dove vivere in maniera autonoma nonostante la disabilità. Per i genitori una rassicurazione sul futuro dei figli anche quando non potranno più contare sulla famiglia. Non è tragico, è un pensiero che hanno tutti i genitori che hanno un figlio così. Bisogna avere la forza di staccarsi, di pensare che il proprio figlio possa avere l'adeguata assistenza anche al di fuori della famiglia e sopportare un po' il distacco. In tutti questi anni non è mai mancato il supporto da parte del territorio, oggi più che mai necessario per completare l'opera. Le famiglie da sole chiaramente non ce la fanno e non ce la farebbero, non ce l'avrebbero fatta. È il territorio che in qualche modo ci sta manifestando la vicinanza, e davvero io credo che quando sarà finita questo sarà qualcosa creato da tutti. E forse ancora più bello, no? Perché quando sai che tutti l'hanno vissuta, ti hanno accompagnato nel percorso, ti rimane qualcosa dentro di importante, di indelebile. A sostegno di quest'opera scenderanno in campo venerdì alle 20:30 allo Stadio Comunale di Chiavari la nazionale italiana della solidarietà contro i campioni del cuore. È una partita amichevole tra ex calciatori, cantanti, attori, amministratori locali e regionali, parlamentari e sacerdoti giovani. È necessario prenotare il proprio biglietto, acquistabile al Virtus Entella Store in Corso Colombo a Chiavari, oppure facendo una donazione all'associazione Anfas Tiguglio Est Onlus attraverso l'IBAN che trovate anche sul
sul loro sito. L'evento ha una duplice finalità, naturalmente da una parte aiutare l'Anfas chiavarese, ma anche sostenere le famiglie genovesi che hanno subito danni a seguito del crollo del ponte Morandi. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Telepaci. E a proposito del ponte Morandi di Genova, il presidente della regione Liguria sollecita Società Autostrade per l'Italia, attraverso una lettera, ad occuparsi della messa in sicurezza oppure la demolizione dei tronconi del viadotto, sottolineando ancora una volta le rilevate condizioni di pericolo. Nel frattempo è operativo nella scuola Caffaro di via Gaz 3 un punto informativo che ha lo scopo di offrire supporto e dare indicazioni a tutte le attività produttive della zona del ponte, tutte le attività insomma che hanno subito danni. E tra le associazioni che si occupano del supporto delle famiglie sfollate in seguito alla tragedia c'è anche Y-Lab di Chiavari, che continua a fare progressi grazie alla raccolta fondi Startup per Genova. Ad oggi il ricavato è di 3.837 euro. E il crollo del ponte Morandi di Genova ha acceso i riflettori sui pedaggi autostradali pagati in questi anni dalle pubbliche assistenze. La legge in realtà tutela i servizi di questo genere, ma da 3 anni Autostrade richiede il pagamento anche per i servizi ordinari. Ora il governo vuole cambiare passo, sentiamo. Potrebbe scattare già da settembre lo stop al pagamento dei pedaggi autostradali da parte delle pubbliche assistenze. A dirlo Edoardo Rixi, sottosegretario ai trasporti, contattato al telefono nel pomeriggio. Il Ministero sta predisponendo una circolare che imporrà ad Autostrade di lasciar transitare senza pagare il ticket tutte le croci, al di là del colore, in servizio di emergenza ma anche ordinario. Lo stesso Ministero, spiega però Rixi, si sta occupando anche della crisi dovuta alla tragedia del ponte Morandi e non si possono portare a termine 2 temi così importanti negli stessi giorni. Tuttavia, aggiunge, il provvedimento potrebbe scattare già dal 1° di settembre. Una sorta di giustizia che arriva in forte ritardo, una buona notizia per le croci del Tigullio, sino ad oggi costrette a pagare ogni passaggio, persino nei giorni del crollo del viadotto autostradale. La società Autostrada ci ha chiesto il pagamento del pedaggio, noi ci siamo rifiutati e quindi loro hanno emesso mancati pagamenti. Ma quanto vi costa in un anno questa situazione di pagamento del ticket autostradale? Da un po' di anni a questa parte, esattamente 3, vorrebbero sostanzialmente farci pagare i servizi ordinari o buona parte di essi. Noi per cautela abbiamo messo i telepass a pagamento soprattutto per i disabili e noi paghiamo circa 800 euro al mese ad Autostrade. Teniamo presente che a noi queste spese per pedaggi autostradali non ci vengono rimborsate da nessuno perché dichiarate non dovute, perché Società Autostrade arbitrariamente si è messa a interpretare la legge che c'è da oltre 25 anni in modo diverso e qui il contenzioso, le cartelle e la voglia di perseguitarci mentre svolgiamo un servizio che voi tutti sapete quanto è necessario e delicato e che lo facciamo con tanto entusiasmo e che cerchiamo di fare al meglio delle nostre forze anche in questi giorni per il crollo del ponte. Un vasto incendio si è sviluppato oggi pomeriggio nella zona di Villa Scorza a Sestri Levante sulla strada per Santa Vittoria. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre da Chiavari e una da Genova, oltre all'elicottero. In tarda serata la situazione è rientrata, anche se persistevano alcuni focolai. Ci stiamo organizzando per monitorare la situazione questa notte, ha spiegato il vice sindaco Pietro Gianelli. Sul posto anche la polizia municipale, i volontari VAB e l'ufficio tecnico comunale. Intanto vedete le immagini di Giovanni Castello. Per favorire le operazioni di spegnimento è stato chiuso il tratto di via Fabbrica e Valle che costeggia il Gromolo e la strada di San Bernardino. Nell'area interessata dall'incendio ci sono anche alcune case, l'impressione tuttavia è che non siano state interessate e non abbiano avuto danni. L'area colpita dalle fiamme è molto estesa e su un versante delicato. Il rogo è stato domato tempestivamente anche grazie alla vicinanza di una pozza d'acqua nel fiume Gromolo, vedete proprio le riprese. Questa pozza ha permesso all'elicottero tempi brevissimi di viaggio tra un lancio e l'altro. Elicottero dei Vigili del Fuoco in azione oggi pomeriggio anche a Casarza Ligure. Le fiamme si sono sviluppate nel bosco sulla strada per Campo Albaro, al confine tra Cardini e Bargone. Il rogo potrebbe essere stato causato da un fulmine, ma è soltanto un'ipotesi. L'incendio è stato domato grazie ad un intervento tempestivo, spiega il sindaco Giovanni Stagnaro, che ha realizzato anche queste riprese che vedete. Altrimenti si sarebbe potuto propagare velocemente, ha concluso. L'area è infatti impervia e secca. Stagnaro ringrazia per l'aiuto i cacciatori della zona, tra i primi ad intervenire, e Italo Franceschini, ex comandante della Forestale, oggi presidente dell'associazione Sentieri a Levante. In serata l'area del rogo è stata bonificata.
Cambiamo tema, parliamo di viabilità interna. Buche, asfalto rovinato, versanti cedevoli è la situazione in cui versa la strada di De Zerega, importante collegamento viario tra la Fontanabuona e Rapallo. Secondo gli abitanti della zona il transito è pericoloso. Il sindaco di Coreglia Ligure assicura primi interventi di rifacimento dell'asfalto in programma a settembre. Sentiamo. La strada che collega Rapallo con la Fontanabuona è in condizioni di semi-inagibilità. A dirlo le persone che la utilizzano e i residenti della piccola frazione di De Zerega. C'è chi vorrebbe chiuderla perché è troppo pericolosa, così però verrebbe meno un'importante via di collegamento. La strada, tuttavia, è in pessime condizioni. Da quanto tempo continua la situazione di questa strada? Sicuramente da almeno 12 anni, non meno. Quindi è andata via via degradandosi, anche perché non è stata chiusa a camion comportata inadatta evidentemente alle condizioni di questa strada, per cui era stata in effetti parecchi anni fa risistemata ed è durata pochissimo. Per noi che siamo a De Zerega è il tratto di strada più breve per la riviera, perché da qui a Rapallo sono 9,5 km. Da qui a Lavagna o a Chiavari ugualmente, perché 25, quindi è ovvio. Ma soprattutto ci tengo a dire che questa strada serve di più a quelli che vengono dalla riviera per recarsi in valle. Il sindaco di Coreglia Ligure, Elio Cuneo, precisa che il ritardo negli interventi di messa in sicurezza è dovuto ad una mancanza di risorse e non per incuria da parte dell'amministrazione. Lo sfalcio dell'erba è già stato commissionato alla ditta che abitualmente si occupa nel territorio comunale. Già iniziato in altre zone del comune, arriverà nei prossimi giorni anche a De Zerega. Per quanto riguarda il rifacimento dell'asfalto, l'inizio dei lavori è legato a tempi tecnici. Il sindaco auspica possa iniziare a settembre. Si tratta principalmente di pezzi d'asfalto e di qualche tratto da rifare in toto. Il finanziamento è di 30.000 euro, racimolati con un mutuo aperto il 20 di agosto. Cronaca, il cadavere di un uomo di 77 anni è stato ritrovato in mare questa mattina a Lavagna. Il fatto è avvenuto intorno alle 7:45, quando alla Guardia Costiera è arrivata la segnalazione di un corpo che stava galleggiando nello specchio acqueo del porto. Sul posto i militari dell'ufficio locale marittimo e i carabinieri. Il cadavere è stato recuperato con l'ausilio degli ormeggiatori. Si tratta di un italiano residente a Lavagna, il cui corpo galleggiava davanti alla banchina tecnica situata di fronte al molo S. Dopo le formali procedure di identificazione, la Guardia Costiera e i Carabinieri hanno svolto le indagini per accertare le cause del decesso, anche attraverso l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza del porto. Il corpo dell'uomo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Lavagna. E un grave incidente è avvenuto oggi pomeriggio al largo dell'isola del Tino, all'estremità occidentale del Golfo della Spezia. Un giovane medico di 29 anni di Parma, tuffandosi dalla sua imbarcazione ancora in movimento, si è ferito gravemente con l'elica. Il ferito ha riportato la semi-amputazione di una gamba, una grave ferita all'addome e anche una ferita grave a un braccio. Il giovane è stato recuperato dal padre, anche lui medico. Entrambi sono stati soccorsi da un'imbarcazione che si trovava nelle vicinanze. Il ragazzo è stato poi portato in elicottero al San Martino di Genova. E una donna di 70 anni, originaria della provincia di Massa Carrara ma residente a Genova, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Galliera per una sepsi da meningococco. L'anziana è arrivata ieri in pronto soccorso con febbre alta e una situazione di malessere generalizzato. È stata quindi ricoverata nel reparto di malattie infettive. Le analisi di laboratorio che si sono concluse questa mattina hanno confermato la diagnosi di sepsi meningococcica. L'ASL 3 ha attivato la profilassi sui contatti stretti della paziente. Ancora a cronaca, i carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato 6 persone, 3 donne e 3 uomini, di cui 3 stranieri, tutti di età compresa tra i 20 e i 37 anni. Lo scorso 18 agosto, dopo un litigio verbale per futili motivi, hanno dato sfogo ad una violenta rissa davanti ad alcuni locali notturni di Piazza Martiri della Libertà, danneggiando alcuni infissi e sedie. Nell'episodio i 3 denuncianti hanno riportato lesioni per un massimo di 15 giorni di prognosi. E a Recco i carabinieri hanno denunciato una straniera di 35 anni residente in città.
città per aver assunto e ospitato come babysitter una cittadina di 22 anni, a sua volta straniera, irregolare sul territorio nazionale. Entrambe sono state denunciate, la prima per assunzione di lavoratore straniero irregolare o clandestino e la seconda per ingresso e soggiorno illegale sullo Stato italiano. Cambiamo tema e parliamo del caldo. Per quanto riguarda l'aspetto sanitario, benché molte persone abbiano lamentato malesseri legati al clima, il tasso di ricoveri di mortalità a livello regionale è stato contenuto. Facciamo il punto della situazione. Le temperature elevate di questa seconda metà del mese di agosto dovrebbero avere le ore contate. Da oggi e per le prossime 24-48 ore l'arrivo di aria atlantica dovrebbe smorzare la morsa del caldo, con una potenziale prima rottura dell'estate. Nulla di allarmante per gli amanti della bella stagione e per quanti si trovano a trascorrere ancora qualche giorno di vacanza sul nostro territorio. Solo una boccata di ossigeno in più, con una leggera flessione dell'afa. Se gli esperti al momento non si sbilanciano e soprattutto non azzardano paragoni con l'estate 2003, una prima valutazione si può fare sul sistema sanitario regionale. Il fronte caldo di questi ultimi giorni e probabilmente ancora per lungo periodo a livello regionale è stato quello conseguente al crollo del ponte Morandi. Proprio a margine della conferenza di presentazione di tutte le misure adottate per fronteggiare l'assistenza ai pazienti costretti a percorrere la direttrice da ponente a levante della città di Genova, l'assessore regionale Sonia Viale ha fornito alcuni dati anche in relazione al caldo. Quello più significativo riguarda l'assistenza territoriale che ha dato risposte adeguate alle domande, evitando il ricorso al pronto soccorso e il ricovero di pazienti, soprattutto anziani. Direi che è stata un'emergenza caldo importante dopo quella del 2003 che ha messo a dura prova tutto il sistema sanitario, ma anche qui abbiamo avuto la capacità di dare delle risposte che sono state elaborate non soltanto alla fine, cioè nel pronto soccorso, quanto nella capacità dei territori di intercettare i bisogni. Col Comune di Genova è stata fatta un'alleanza molto forte, abbiamo individuato per tempo i pazienti fragili, generalmente anziani con più patologie, e sono stati seguiti a casa, sono stati anche contattati direttamente dai medici di medicina generale, e devo dire che il dato che poi emerge alla fine è la sintesi, un calo del 38% della mortalità rispetto al 2003. Divieto temporaneo di balneazione nella zona chiamata Ponente Rupinaro a Chiavari. L'ordinanza è stata firmata oggi dall'Ufficio Ambiente del Comune. Il tratto interessato è quello che va dall'asse a levante del civico 11 di Corso Valparaíso al pennello a ponente della foce del torrente. La decisione è stata presa dopo l'esito non favorevole delle analisi di un prelievo di acqua marina effettuato dall'ARPAL il 21 agosto e relativo alle Escherichia coli. Nuovo intervento di restyling all'interno del Parco Canessa, l'area giochi nel cuore di Rapallo. Stamani la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dei servizi igienici e della fontana. Nel primo caso i locali saranno rifatti e all'interno sarà collocato un baby pee stop, lo spazio riservato alle mamme per allattare o cambiare il proprio bimbo. Per la fontana invece saranno demoliti i cordoli in pietra e verrà costruito un nuovo muretto perimetrale più ampio su cui saranno posizionate delle sedute in legno. Il fondo del laghetto sarà finito con manto impermeabile color sabbia e sarà rifatto il ponticello. Rimarrà inalterata la posizione della statua che sarà restaurata e valorizzata. Infine, il posizionamento di 8 faretti subacquei a LED contribuirà ad illuminare in modo suggestivo lo specchio acqueo. E ora siamo all'informazione religiosa e ascoltiamo le parole del Papa all'udienza generale di questa mattina, che ha detto come i santi occorre avere una relazione autentica con Dio. Sentiamo. C'è il rischio di vivere una relazione falsa con Dio, invece bisogna entrare in un rapporto senza ipocrisie. Lo mette in rilievo il Papa nella catechesi di questa mattina. Francesco si sofferma sul brano "Non pronuncerai in vano il nome del Signore", un invito non solo a non offendere il nome di Dio, ma anche a non usarlo in modo inopportuno. Prendere Dio su di sé vuol dire entrare in una relazione forte con Lui. Lo ricorda al farsi il segno della croce, che il Papa torna a chiedere come compito da insegnare ai bambini, che spesso non sanno farlo. E questa parola del Decalogo è proprio l'invito a un rapporto con Dio che non sia falso, senza ipocrisia, a una relazione in cui ci affidiamo a Lui con tutto quello che siamo. In fondo, fino al giorno in cui non rischiamo l'esistenza con il Signore, toccando con mano che in Lui si trova la vita, facciamo solo teorie. È l'autenticità che rende i santi capaci di toccare il cuore, perché le relazioni vere sono ciò che desideriamo più profondamente. Questo, dice il Papa, vale anche per i santi della porta accanto, ad esempio i genitori che danno l'esempio ai figli di una vita coerente e onesta. Se si moltiplicano i cristiani che prendono su di sé il nome di Dio senza falsità,
praticando così la prima domanda del Padre nostro, sia santificato il tuo nome, l'annuncio della Chiesa viene più ascoltato e risulta più credibile. Ma è anche vero che il nome di ognuno di noi è sulle spalle di Cristo e quindi nessuno può pensare male della propria esistenza. Cristo in noi in Lui, uniti. Questo non è ipocrisia, questo è verità. Questo non è parlare o pregare come un pappagallo, questo è pregare col cuore. Dio non dirà mai di no a un cuore che lo invoca sinceramente. È in corso a Rimini il meeting per l'amicizia tra i popoli promosso da Comunione e Liberazione. Il titolo di quest'anno è "Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice". A riprendere con forza questo tema la scrittrice argentina Veronica Cantero Burroni, una ragazza che ha una disabilità, ha 16 anni e al meeting ha detto: "Senza la malattia non mi sarei mai immedesimata nella croce di Cristo". L'ascoltiamo nel servizio che arriva proprio dal meeting. Veronica Cantero Burroni, 16 anni, disabile con già 5 libri alle spalle. Veronica, nata in una cittadina argentina, inizia a scrivere alla tenera età di 7 anni. Ha un'immaginazione vivida che la porterà ad avere successo e a vincere il premio Elsa Morante. Nei suoi libri Veronica racconta dei suoi incontri con i nausa, animali simili ai procioni dalla coda larga e dal muso lungo che si possono trovare lungo le cascate argentine. La giovane scrittrice vuole raccontare ciò che è invisibile agli occhi, ciò che rimane nell'ombra e gli dà vita. Creo que mis historias, a través de mis historias busco... Nella sua storia Veronica cerca di trasmettere le emozioni e osservare quello che esse suscitano nella sua vita quotidiana. Detalles de la vida cotidiana che se pueden transformar in una storia. Perché si possono trasformare in una storia. Perché alla gente piacciono come esempi. Per esempio, il detalle della sombra. E mi gusta molto creare nel lettore. Le piace molto creare nei lettori emozioni, suspense e sorpresa. I lettori sentono quello che Veronica vuole vivere e scrivere. Sono felice perché... Veronica è molto felice perché ha appreso che la vita vale la pena viverla, anche nella sofferenza. Perché la forza che muove la vita della giovane scrittrice è Dio, perché Egli le ha dato un dono che vuole condividere con gli altri, affinché ogni uomo scopra che ha un dono e che tutti siano amati per essere felici. Todos estamos llamados para ser felices. Anche sui nostri canali potrete seguire i principali appuntamenti del meeting. Ogni giorno alle 20 riproporremo lo spazio di approfondimento di mezz'ora curato da Telepace di Roma. Alcuni incontri invece sono programmati alle 8 e alle 10 di ogni mattina, poi alle 15, alle 18:30 e alle 21:35. Il canale dedicato è il 115 Telepace 3. E ora veniamo in diocesi, parliamo della festa di San Pellegrino nella comunità di Santa Maria di Sturla a Carasco. Siamo andati a vedere, sentiamo. L'insegnamento di San Pellegrino è chiaro: camminare nella vita avendo come centro Gesù. A spiegarlo Don Paolo Gagliotti in occasione della festa patronale di Santa Maria di Sturla a Carasco. Se togliamo Gesù Eucaristia, ha detto nell'omelia, rischiamo di girare in tondo. Il riferimento è al mondo di oggi. L'uomo, ha spiegato ancora, si comporta come un asino impegnato a girare la macina con il paraocchi. Vive illudendosi di andare diritto, invece ruota su se stesso e produce per altri senza essere felice. Non è la condanna dell'uomo moderno, ha chiesto Don Gagliotti, di una società che ha detto sono io il centro della mia vita e invece ruota attorno al nulla. Pellegrino invece invita a camminare nutrendosi sempre di Cristo, avendo fiducia in un Padre che ama. Il santo, che in origine aveva un nome regale, scelse di riconoscersi soltanto nella dignità del camminare. Pellegrino, come di chi si mette in viaggio, compie delle tappe, ma a un certo punto deve fermarsi perché ha bisogno di pane. È Gesù, il pane della vita, dice San Pellegrino. La croce d'altra parte è stabile, è il punto su cui tutto ruota.
Il santo si è fidato di questo e ha fatto strada, ha spiegato Don Paolo Gagliotti. Chi cammina così non è mai solo e San Pellegrino lo dimostra. Ancora oggi la parrocchia di Santa Maria di Sturla si è riunita intorno al suo nome. I più anziani, ha ricordato il parroco, chiamano ancora la chiesa San Pellegrino, nonostante sia stata affidata ad inizio secolo a Maria, quale madre della comunità, e l'affresco sulla facciata che rappresentava il santo sia stato ridipinto. Ecco dunque l'invito: camminare mettendo Gesù al centro della vita per non smarrire la strada. Come fare? Ad esempio andando a messa la domenica, giorno che è culmine ed inizio della settimana. Partecipando all'Eucaristia, ha concluso Don Paolo Gagliotti, tappa dopo tappa, come accade ai veri pellegrini, la nostra vita diventerà pane e salvezza interiore. È stata organizzata una serata in ricordo di Elio Garbarino, falegname formatore del villaggio del ragazzo scomparso un anno fa. Lunedì 27 agosto alle 19:45 al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno sarà celebrata l'Eucaristia. Seguirà un momento di condivisione e di rinfresco. Per ricordare la positività dell'uomo e la sua personalità allegra, briosa e frizzante, alle 21 la serata si concluderà con la commedia dialettale dal titolo "Volete sapere chi ha inventato il pesto?", in scena la compagnia teatrale I Ruspanti. Le offerte raccolte saranno devolute a Telepace. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace per vedere tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 23 agosto. Prosegue la rassegna di incontri aperitivo con l'autore a San Michele di Pagana a Rapallo. Protagoniste saranno le poesie dedicate all'affascinante Genova portuale di Giulia Stanar, tradotte da Massimo Bacigalupo e illustrate da Martina Bacigalupo. L'incontro inizia alle 18. 14ª edizione della cena di beneficenza organizzata dai commercianti artigiani di Lavagna al Porticato Brignardello. Dalle 19 si potranno degustare saporite pietanze. Il ricavato dell'iniziativa quest'anno sarà devoluto all'Anfas Tigulio Est e all'Oratorio della Santissima Trinità di Lavagna. Alle 21 sul lato levante della colmata a mare di Chiavari si potrà ballare il liscio con l'orchestra Davide Aramini. Sempre alle 21 nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Deiva Marina, 20ª edizione del Festival Organistico Internazionale. Saranno protagonisti dell'evento il gruppo Gocce d'Armonia e il concertista Luca Ferrari. Ed infine dalle 21:15 sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo a Levi si terrà il concerto del gruppo Gli Archi all'Opera, che eseguiranno le 8 stagioni di Vivaldi in occasione della quarta serata dell'evento Notti tra le note. Siamo giunti al termine del telegiornale, vi lascio a Missione Mondo Estate e noi ci ritroviamo domattina alle 12:45 con il TG13. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.